tra le priorità quello del ristoro dei risparmiatori truffati dalle popolari venete. È importantissimo, assolutamente sì, è importantissimo quello che ricordava adesso il mio collega Federico D'Inca, ovvero che il Presidente Conte del Consiglio, il primo incontro ufficiale in assoluto che ha fatto è stato con i rappresentanti dei truffati delle banche venete. Una cosa che abbiamo fortemente voluto noi qua dal territorio, un segnale forte per far capire che i truffati sono al centro e sono uno dei punti focali dell'azione di questo governo. Un governo che mira a portare giustizia in quello che è stata una vera e propria mattanza che è stata operata da dei truffatori che purtroppo ad oggi sono ancora a piede libero, quindi si agisce in un doppio binario, un binario di giustizia per far pagare chi ha creato questo disastro e un binario solidale, sociale, per ridare ristoro e dignità a quelle persone che sono state truffate. La questione dei vitalizi come si affronta? Come si affronterà? Insomma? Abolendoli. Così bisogna fare, senza tanto girarci attorno, senza tanto stare lì a discutere, a prendere, a limare lo 0-1, poi votiamo, vediamo, sì, aboliscono. Allora intanto diamo un segnale forte e facciamo capire che il magna magna è finito, che finalmente possiamo attaccare in maniera frontale quelli che sono degli scempi e quelli che sono dei privilegi medievali che ancora esistono all'interno della classe politica in Italia e li si affronta dritti, senza tanti giri.